Sergio Zennaro e Gianni Vianello del Centro Anziani di Pellestrina. Qui la vostra struttura è chiusa da un anno, ora la speranza qual è? Quella di poter aprire quanto prima, sperando che ci possano fare il vaccino e una volta vaccinati abbiamo più coraggio di poter aprire con il consenso del comune. Insomma. Quanti sono i soci e di solito cosa organizzate qui tutti i giorni? In tutto avevo 370, 380, 374. 374. Ci manca soprattutto le gite che potevamo fare quando eravamo in attività, che si andava soprattutto per ballare. Perché siamo tutti partiti per l'issio. E poi qui ogni giorno organizzavate dei punti di ritrovo? C'era l'incontro con 30 o 40 persone quotidiane, di cui si parlava di più o di meno o di sport, o di voga, o di politica, o di salute. Era un modo di poter fare un pomeriggio tranquillo, insomma, senza il pensiero come posso dire, di avere come posso dire, pensieri per la salute, pensieri come mi passa il pomeriggio, insomma. E adesso il Covid vi ha tolto tutto questo? Ci ha tolto questa libertà, no? Ci ha tolto questa sicurezza di passarsela via.